Deve essere chiaro il messaggio, che non è un messaggio di non voler aiutare, è che a queste condizioni non possiamo farlo. Parla a nome dei sindaci del Veneto Elisa Venturini, primo cittadino di Casalserugo e vicepresidente dell'ANCI, e lancia un chiaro messaggio al governo sulla questione profughi. Così non si può più andare avanti, non ci sono spazi pubblici per l'accoglienza ed è inaccettabile che siano necessari anche 2 anni per accertare se il migrante abbia diritto realmente allo status di rifugiato e quindi all'assistenza oppure no. Con la crisi economica che stiamo vivendo, dicono in coro i sindaci dell'ANCI riuniti a Treviso, è a rischio la tenuta della coesione sociale. Quindi difficoltà lavorative, difficoltà di avere uno stipendio a fine mese, problemi di sfratti, e tu ti trovi invece ad avere magari altri soggetti che ti arrivano sul territorio, vedi questi immigrati che oltre ad avere vitto, alloggio, assistenza sanitaria, psicologica, legale, hanno anche l'opportunità di avere 2,50 € al giorno. Allora, qual è la difficoltà? Che di fronte ad un mio cittadino che paga le tasse e che paga tante tasse, che con sempre di più difficoltà dei servizi, ti trovi dall'altra parte invece a reperire delle risorse che sono a favore invece di immigrati che ti arrivano. È una grande difficoltà. È una situazione che veramente è vicina al collasso e rischia di diventare e di esplodere, quindi se non vogliamo che nascano dei veri e propri conflitti sociali dobbiamo cercare di cambiare il meccanismo, per cui noi proponiamo questo permesso umanitario che permetta a queste persone di andare in Europa. Ecco dunque la proposta dei sindaci veneti, un permesso di soggiorno per motivi umanitari assegnato nell'arco di qualche giorno al migrante che non proviene da zone di guerra. Che vale dai 6 ai 2 anni, che possono girare per l'Italia, per l'Europa in cerca di un lavoro e essere non più assistiti dalla struttura statale. Nel frattempo i comuni si trovano quotidianamente a fronteggiare nuovi arrivi e a reperire soluzioni abitative per i profughi. A Treviso i 63 migranti alloggiati alla dogana sono stati trasferiti, parte presso la struttura della parrocchia di Paderno di Ponzano, parte a Conegliano, ma l'emergenza si riproporrà nelle prossime ore con ulteriori arrivi. Il sindaco Manildo chiede l'apertura ai profughi delle caserme operative, proposta rilanciata dall'ANCI Veneto. È ovvio che sono aree militari, però le separeranno, faranno metà caserma area militare e l'altra metà per l'accoglienza dell'emergenza profughi. D'altronde chiedono di usare le palestre, possono anche fare questo. Intanto Simonetta Rubinato, parlamentare del PD, annuncia che presenterà una nuova interrogazione al Ministero dell'Interno per una gestione inadeguata della questione profughi che sta alimentando preoccupazione ed insicurezza tra i cittadini.